Si festeggiano i 50 anni di Federalberghi Veneto a Villa Foscarini Rossi Astra. Il padrone di casa è Massimiliano Schiavon, presidente dal 2021 di Federalberghi Veneto, fondata chiaramente nel 1973. Tanti anni, tanti cambiamenti e ovviamente, come tutti i compleanni, è un momento di bilancio, Presidente. Allora, sicuramente dal 1973 ad oggi sono successe sicuramente molte cose, c'è stata un'evoluzione del nostro settore, però devo dire che oggi, al compleanno del 50° anniversario, troviamo una Federalberghi ancora molto giovane, dinamica, con molta voglia di fare, con uno sguardo rivolto verso quello che sarà il futuro, le nuove sfide internazionali e soprattutto con un sistema che questa sera conferma essere veramente compatto attorno a una federazione importante come quella che noi rappresentiamo, con le nostre 2.500 aziende, con i nostri 60.000 collaboratori, con i nostri, diciamoli questi numeri perché esatto, sono numeri importanti. 180.000 camere che in tutto il Veneto sono distribuite e direi un significativo 13% del PIL della nostra regione, che la fanno la prima industria, no? Quella del turismo che noi oggi rappresentiamo. Quindi stasera mi sento veramente molto gratificato della presenza di molti colleghi, molte autorità. Avremo anche il saluto del Vice Premier, credo che sia un momento importante per una serata come questa per noi e per quello che rappresentiamo, ma poi avremo anche degli altri ospiti, no? Esatto, sarà una serata ricchissima di sorprese, perché ovviamente questo momento, diciamo, proprio di bilancio e di complimenti, perché quello che siete riusciti a fare in questi ultimi anni, dopo la pandemia, tutto quello che le strutture stanno facendo per adeguarsi alle sempre maggiori richieste di turismo, parliamo di circa 80 milioni di presenze in Veneto. Allora, siamo sicuramente sui 73 milioni di presenze turistiche, quindi la prima regione d'Italia ancora una volta, e credo che con la responsabilità che deve avere una regione come la nostra ci sia anche quella di dettare un po' la linea di quelle che saranno le sfide del prossimo futuro, e devo dire anche di avere all'attivo un insieme di imprenditori che hanno saputo cogliere velocemente, cambiare velocemente anche le loro dinamiche. Abbiamo passato un Covid, è stato un banco di prova molto difficile, però ne siamo usciti alla grande, i numeri oggi lo confermano. Tra l'altro le dichiarazioni dell'Osservatorio Turistico Regionale ci dicono che forse l'anno record non sarà il 2019 come sempre avevamo tenuto di riferimento, ma sarà proprio il 2023, cioè l'anno in cui noi compiamo questi 50 anni. Quindi niente di meglio coronamento di una giornata come questa, credo, di grande soddisfazione per tutti. Allora, no, io vi rubo pochi secondi veramente, perché credo che in un momento importante come questo, insomma i 50 anni di Federalberghi, sia importante che anche la Regione dia un riconoscimento formale, magari non ha un grande valore economico, ma è un valore simbolico importante alla quale io e anche il Presidente Zaia ci teniamo particolarmente. Quindi qui ho portato una targa, ovviamente fatta, adesso ve la mostriamo, le do il certificato perché è in vetro di Murano ed è ovviamente il simbolo della nostra regione Veneto, il leone, con una targa, eccola qua, ed la leggiamo: a Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto, nel 50° anniversario dell'associazione. Ovviamente è a Massimiliano, ma è anche a Massimiliano in qualità di presidente pro tempore dell'associazione, quindi è una targa che va a tutti gli albergatori proprio per le ragioni e per le parole che il presidente Zaia ha detto. Che poi, se non sbaglio, è una targa che non spesso va alle associazioni, quindi è anche un unicum. Penso che sia la prima volta che Massimiliano Schiavon è abituato a dare sempre targhe agli altri, questa volta la riceve lui. Grazie. Facciamo una foto. Ci mettiamo là un secondo, facciamo una foto. Facciamo una foto un secondo. Grazie davvero, grazie Federico. Grazie Assessore Caner, e adesso Presidente le lascio la parola, perché ci sono tanti ospiti, tanti amici stasera che hanno voluto festeggiare insieme a lei. Allora, non me l'aspettavo, no? Voglio dire, è la prima volta che effettivamente ricevo una targa, un riconoscimento di questo tipo, però voglio dire una cosa, cari colleghi, cari albergatori, cari tutti presenti,
questa per noi è la nostra Coppa Davis della Federalberghi Veneto, quindi dopo 50 anni teniamocela stretta e portiamocela a casa. Credo che sia un grande riconoscimento del nostro lavoro, del vostro lavoro, della nostra federazione. Guardate, posso dirvi questo, voglio dirvi questo. Immaginavo una serata come questa quando abbiamo iniziato a parlare in consiglio di amministrazione di voler fare una cosa del genere. Come spesso mi capita, mi ritrovo in contesti, non ricordo se 15 anni fa, forse in occasione della Federalberghi Jesolo, l'AIA, a celebrare i 50 anni. Mi ritrovo oggi a celebrare ancora i 50 anni di Federalberghi Veneto, cioè sto diventando l'uomo dei 50 anni in buona sostanza. Quindi la cosa invece che accomuna le due realtà è che mi trovo sempre a organizzare questi contesti quando nelle nostre voci di bilancio la voce finanziaria per tutto questo è zero. Quindi non posso non ringraziare assolutamente tutti gli sponsor che stasera sono qui con noi a cena, che hanno sostenuto questa particolare serata, che hanno voluto stare vicino alla nostra federazione, che sono nostri partner nelle nostre aziende e che a loro voglio dire benvenuti a bordo, perché insieme possiamo sicuramente costruire un grande futuro del nostro settore e della nostra federazione. Grazie veramente a tutti. È una serata di festa, quindi non ci sarà il discorso del Presidente, le relazioni, queste cose insomma noiose. No, stasera non faremo questo, stasera è una serata di ringraziamento a tutti voi. Grazie veramente per la presenza, siete più di 300, ovviamente, che rappresentate le nostre 2500 aziende, i nostri 180.000 posti, 180.000 camere, il nostro 13% del PIL, tutti i numeri che avete visto scorrere poi nei video, eccetera. Però quello che vi posso dire, quello che voglio augurarvi e che augurarmi anche come imprenditore è che nei prossimi anni sapremo veramente portare avanti una grande sfida di innovazione. L'augurio che vi posso fare è di una buona innovazione a tutti voi. Questo sarà la parola magica sulla quale dovremmo concentrarci per garantire una competitività del nostro settore e continuare a rendere strutturale questa crescita che abbiamo visto nei numeri e che sappiamo in coscienza non essere però tutta farina nel nostro sacco. Di questo siamo imprenditori, siamo consapevoli. Abbiamo avuto una grande pressione alla domanda, una grande voglia di viaggiare. Noi adesso dobbiamo lavorare su produttività e su innovazione. Questi saranno i due grandi temi su cui la nostra federazione dovrà concentrarsi, e quando parlo di innovazione ricordatevi che l'innovazione non è tecnologia. Non è tecnologia. L'innovazione la fanno le persone. Le persone siete voi e voi dovrete continuare a essere la voce dei vostri clienti. Quindi l'ascolto, voi dovrete continuare, noi dovremo continuare a portare la bandiera nei nostri ospiti. La tecnologia, l'intelligenza artificiale, la sostenibilità sono solo degli strumenti che dovranno stimolare la vostra creatività. La creatività non verrà mai sostituita dall'intelligenza artificiale, la creatività la farete solo voi. Vi auguro davvero un grande futuro di successo, di grande innovazione, di grande produttività e soprattutto buona continuazione di serata. Grazie a tutti voi. Grazie Presidente Schiavone. Posso chiamare un altro Presidente? Così facciamo... Posso anche avere l'onore... guardate, ho avuto... Scusatemi, vi chiedo ancora veramente qualche minuto di pazienza. Io ho avuto veramente il grande piacere di essere accolto dal Presidente nazionale Barnaba Bocca, il quale fin da subito mi ha dato grande apertura,
ma anche grande fiducia. Lui ha usato una parola, io credo in te, mi ha detto, e questo, quando una persona ti dice una cosa del genere, vi assicuro vi dà una grande forza per fare un lavoro di aggregazione, come credo che quello che testimonia stasera sia stato fatto. Quindi io vorrei qui sul palco ringraziare il mio presidente Barnaba Bocca per la fiducia che ha avuto in me e per il grande supporto che ci ha dato anche nella realizzazione di questa serata.